Perignon. Allora, siccome non succede mai niente, ogni settimana andiamo a fare un giro a Brescia di Big City con i miei amici. Questa settimana sono andato con i miei amici Herpes e Alfio l'Alfiere. Sono i soprannomi. Alfio l'Alfiere lo chiamai così perché si chiama Alfio e gli piace molto bene, perciò dopo aver venuto si muove solo in diagonale, per cui Alfio l'Alfiere. A volte che non è neanche Rovagnati, che lo chiamai così perché lui dice che sotto ha un gran biscotto. Diciamo che andiamo sempre in giro in tre, perché se va in giro da solo la donna pensa che sia uno sfigato, se va in giro in due la donna pensa che siete due gay, se va in giro in tre la donna non sa cosa pensare, si incuriosisce e si avvicina. Anche se di solito pensa che siamo due gay e uno sfigato. E diciamo che andiamo sempre in giro in tre perché almeno sabato sera due possono ubriacarsi e uno rimane sobrio e guida il ritorno. Solo che sabato scorso l'unico che non ha bevuto è Herpes, che è l'unico che non ha la patente. Era che fermati i carabinieri perché stavamo procedendo con le 4 frecce lampeggianti a piedi. Mi ha fermato e ci ha detto: perché state procedendo con le 4 frecce lampeggianti a piedi? E Herpes ha risposto: perché così in qualsiasi momento possiamo girare sia a destra che a sinistra. Carabinieri, dopo gli effetti Carabinieri prima ci hanno guardato male, poi hanno detto: è giusto! Poi hanno detto che favorisce la patente, siccome lui non ce l'aveva gli hanno fatto domande di teoria per vedere se aveva almeno idea. Gli hanno chiesto cosa serve la frizione, lui ha risposto: per impulsare i capelli. I carabinieri hanno detto: è giusto! Mi ha lasciato andare. Siamo andati alla discoteca Madison di Brescia e ho previsto una serata con le ex letterine di passaparola, perciò per entrare c'era una selezione ingresso dove rispondere a delle domande tipo passaparola. A me hanno chiesto come si chiama la capitale del Ghana, io ho risposto Accra Ghana. A Herpes hanno chiesto da cosa è circondata l'Italia su 3 lati, io ho risposto dagli stracomunitari. Invece Alfio l'Alfiere ha chiesto come si chiamano gli abitanti dell'isola di Pasqua, io ho risposto Fidel Surprise. Per caso in quella discoteca c'era anche un carabiniere che ha detto: è giusto! Poi c'era anche un signore che portava delle cacce dell'acqua, suo figlio, e l'anziano che ha detto: siete dei drogati, così. E diciamo che appena dentro la discoteca ognuno ci ha provato con le ragazze con la sua tecnica. Io ci ho provato con una ragazza con un approccio fiabesco. Mi sono avvicinato a lei e ho detto: sono i 2 geni della lampada, i primi 3 degli degli. E mi ha detto: non voglio più vederti né adesso né in futuro né mai più. È tornata a casa alle 5 di mattina senza aver combinato niente, con sorriso sulle labbra, la morte del cuore e il funerale alle mutande. Siamo andati a fare colazione al Monkey Bar, che si chiama Monkey perché al proprietario mancano 4 dita dalla mano destra. Infatti quando parla dice: ormai è 10 anni che ho aperto il locale. Però per lui la vita è sempre tutto ok, se piace piace, se non piace piacenza. Ciao a tutti da Peter!